Porto spesso questo esempio. Una persona muore assiderata per la strada e non fa notizia. La borsa ribassa di 2 punti e tu e le agenzie ne parlano. Qualcosa non funziona. Non abbiate paura di rovesciare l'ordine delle notizie per dar voce a chi non le ha, di raccontare le buone notizie che generano amicizia sociale, non di raccontare favole, no, ma buone notizie reali, di costruire comunità di pensiero e di vita capaci di leggere i segni dei tempi. Vi ringrazio perché già vi sforzate di lavorare per questo anche con documenti come il Laudato Si, che non è un'enciclica ecologica, ma sociale, e promuove un nuovo modello di sviluppo umano integrale. Voi cooperate a farlo diventare cultura condivisa, grazie, in alternativa a sistemi nei quali si è costretti a ridurre tutto a consumo.